Parla Fanazzurri, benvenuti sul canale Notizie di Napoli, andiamo alle ultime dall'Azzurra. Ma prima, se siete nuovi qui, già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Il Napoli pensa al futuro in maniera concreta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro avrebbe trovato l'accordo con Amir Rahmani, difensore azzurro, per il rinnovo di contratto. In un mercato con poca disponibilità economica, si guarda a trattenere i migliori che si ha in rosa. Un discorso che vale per tutte le squadre. Per quanto riguarda Amir Rahmani, è stato di fatto trovato l'accordo per rinnovare fino al 2027, con anche un'opzione fino al 2028. Il difensore kosovaro non sarà l'unico a rinnovare a stretto giro. Secondo quanto riferito sempre da Sky Sport, anche Giovanni Di Lorenzo è vicinissimo a firmare il suo nuovo contratto con il club partenopeo. Il capitano è uno dei pilastri della squadra di Luciano Spalletti e rinnoverà anche lui fino al 2027. In pratica chiuderà la sua carriera ad alti livelli proprio nel Napoli. Per lui è motivo di grande gioia e soddisfazione. Fino a qualche anno fa giocava in Serie Corso e i fan di Azzurra? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.